Salvo intoppi dell'ultima ora, entro l'inizio della prossima estate sarà operativo il volo notturno dell'elisoccorso del SUEM che le schede regionali sanitarie hanno assegnato all'ULSS 1 Dolomiti. Si tratta del servizio più atteso dalla popolazione bellunese per gli ovvi motivi dettati dalla geomorfologia del territorio, ma anche dai veneti, visto che la nostra regione è l'unica di tutto il nord Italia a non avere l'elisoccorso notturno. L'annuncio è stato dato dal direttore regionale del SUEM, Paolo Rosi. Contiamo che le procedure amministrative ci consentiranno di avviare il volo notturno subito prima dell'estate. La gara per l'affidamento del servizio di elisoccorso si è conclusa lo scorso anno e la delibera di aggiudicazione è stata firmata alla vigilia di Natale. L'attività sarà svolta in continuità dalla Babcock ex INAER che nei prossimi giorni stipulerà la convenzione. L'azienda Zero che ha fatto la gara per tutto il territorio dovrà firmare la convenzione con la ditta che ha vinto la gara. A partire dalla convenzione scadono i termini entro i quali la ditta deve attivare quanto richiesto. I tempi previsti per l'attivazione del volo notturno sono di 120 giorni e entro questi termini i piloti dovranno essere formati per il volo notturno. Nel contempo il 118 e Babcock dovranno mappare il territorio per individuare i punti di atterraggio, esclusi quelli sanitari. Insomma, bisogna correre per poter garantire prima dell'avvio della stagione estiva il servizio che raggiungerà anche Treviso, Venezia e Asiago. Quel che è certo è che la base non potrà essere momentaneamente quella di Pieve di Cadore, dove devono ancora iniziare i lavori per la realizzazione del nuovo eliporto assegnati alla IT di Modena. Gli aspetti logistici saranno decisi comunque dall'ULSS 1. O Pieve di Cadore o Belluno, questo sarà un aspetto logistico che verrà gestito dall'ULSS 1.